La Lega Nord torna nelle piazze e il Carroccio si rimette in pista al traino di uno dei suoi storici cavalli di battaglia, l'indipendenza del Veneto. Sabato 1 e domenica 2 marzo in almeno 270 comuni, ma l'obiettivo di arrivare a 400, saranno allestiti i gazebo per la raccolta delle firme a sostegno del referendum. La proposta di legge giace attualmente in commissione, dove è stata rispedita per approfondimenti dal Consiglio regionale, al culmine del tormentato iter. I padani confermano sostegno al provvedimento, ma ribadiscono che da soli non hanno i numeri per farlo passare. Ecco allora la svolta popolare, per la quale si è speso in questa presentazione a Venezia lo Stato Maggiore del partito, determinato a dare la possibilità ai cittadini, leghisti o meno, di dire la loro. Si esprimano a favore dell'indipendenza o contro l'indipendenza, ma questo è un segnale di alta democrazia ed è bene che si ponga la parola fine a questa diatriba. Il merchandising è pronto, già in stampa in queste ore migliaia di adesivi e opuscoli, sui quali sono anche elencati i numeri mirati a dimostrare le disparità fra il Veneto e altre regioni, in materia ad esempio di pressione fiscale, evasione erariale, pensioni di invalidità, dipendenti pubblici. Quindi l'indipendenza è un principio di libertà, ma anche un vantaggio, perché non possiamo essere anche noi come il Trentino o come la Sicilia, trattenere i soldi sul territorio per lavorare bene sul territorio e salvare posti di lavoro. Quindi penso che tantissima gente verrà a sostenerci, leghisti e non leghisti. Sulla scia dei modelli di Catalogna e Scozia, la Lega si propone dunque come punto di riferimento degli indipendentisti d'Italia ed Europa.